Amici bellini, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sopravvissuto. Mi sa che in italiano si dice siamo sopravvissuti però non lo so. L'attesa e il tempo senza calcio, senza le parole di Conte, adesso sono arrivate e sono parole importanti perché, modestamente, insomma, voglio dire, no, perché quando io e lui invece cominciamo, dai. Allora, benvenuto Gaetano Cutolo e a tutti i nuovi iscritti a cui mi rivolgo, voi non potete sapere quello che io ho detto nei giorni precedenti, nelle annate precedenti, senza tornare alle annate, ma insomma in questa annata ci sono alcune cose che la community, quella che lascia i like, sa e quindi si ritrova. La mia felicità è semplicemente quella di non dirvi stupidaggini quando ho delle intuizioni che possono essere sbagliate e posso avere opinioni diverse dalle. Ma in questo caso noi diciamo Conte si guarda i video, lascia il like, eccetera eccetera. Non lo so se ha lasciato il like e non so nemmeno se si è guardato il video, ma mi trovo. Andiamo, ci spostiamo giusto per metterlo in sovraimpressione e si parte ovviamente domani. Conferenza bella stretta, 17 minuti. Da quando Lombardo poi disse noi facciamo la conferenza di 25, no, sempre più strette. Ma tant'è, le cose importanti Conte ce le dice, cioè la sosta per recuperare quelli che più i nazionali che ritornano. Conte ci fa sapere che Neres è recuperato, era quello da recuperare, Neres soprattutto, dice lui, era quello che volevo recuperare, e ci dice praticamente lui giocherà, non so quanto, non so se giocherà dall'inizio o se giocherà a partita in corso, questo non ce lo dice, ma noi possiamo fare delle ipotesi. Però ci fa sapere anche che Frank è tornato con l'affaticamento. Ecco perché il discorso che vi facevo della nazionale, non avendo giocato col Camerun, vuol dire che veramente non era in condizione. E scopriamo che Conte non lo rischierà, perché avevamo il dubbio, Conte un Frank a mezzo servizio lo fa giocare lo stesso, in questo caso sappiamo che non può giocare. E poi scopriamo, che è notizia di questa mattina, che anche Spinazzola è fuori, ha avuto un colpo, probabilmente l'amichevole, non lo so, insomma è fuori Spinazzola e ci si dovrà affidare ad Oliver. Dopodiché gli si chiede se è più importante il sistema di gioco, le caratteristiche dei giocatori, la strada segnata, il 4-3-3, oppure Ugolini, furbo Ugolini, dice, oppure quell'altro modo di giocare, senza dire il 3-5-2, furbo. A proposito, visto che io sono stato parecchio sottolineante, volevo sottolineare che guardando le varie trasmissioni, un Pasquale Tina e un Gianluca Monti lo dicono chiaramente che il Napoli sta giocando a 4, quindi non si dice solo quando non dicono le cose o non le vedono, ma anche quando le vedono, quindi bravi loro, grazie, mi fate sentire meno solo. Ma la domanda di Ugolini è si volge verso l'utilizzo di Okafor, un po' come a dire si poteva comunque fare il 4-3 se avessi utilizzato Okafor, e Conte ne approfitta e dice già, Okafor, anche Okafor è fuori, Okafor è un problemino, è un giocatore che bisogna mettere a posto. Insomma signori, su Okafor siamo a 9 giornate dalla fine. Abbiamo fatto tutto gennaio, tutto febbraio, sta finendo marzo, è un fallimento totale aver preso Okafor. Io con la speranza fino alla fine che lui possa fare il gol scudetto, ma Conte ce lo sta dicendo chiaramente, lo sta utilizzando col contagocce così, perché può avere anche un giocatore non al 100% della forma, lo metti nei minuti finali, può avere uno spunto. Giocatore da mettere a posto significa proprio che non potrà mai giocare dall'inizio, non ti può mai garantire qualcosa, quindi noi speriamo fino alla fine che il destino ci possa regalare uno sfizio, una storia, però male proprio come abbiamo gestito la cosa, proprio troppo male. Dobbiamo fare il meglio con quello che abbiamo, con quelli che abbiamo più in forma, ci dice Conte, quindi adattare, lo schema viene dopo, lui prende gli 11 che stanno un po' meglio e poi li mette facendo in modo di non snaturarli, e poi onestamente li prende in giro e no, non posso farci niente, non posso dirvi il contrario, vi prende in giro, vi prende per il culo, perché dice proprio così. Chi magari è un po' indietro deve accelerare, si deve mettere al passo con gli altri, al di là dei sistemi dei 5-7-1, 8-2-1 o 10-3. Se giochiamo con qualche giocatore in più sarebbe meglio, ecco. Quindi
inseguire, lei era abituata a essere lepre, in questo momento è cacciatore, è meglio una cosa, è meglio l'altra, come si fa a mettere le trappole per quelli che cercano di scappare? Conte non svicola e dice sarebbe da stupidi, saremmo stupidi a non pensarci in questo momento, visto che siamo nella volata finale. Non si è parlato di finali oggi, bene, ma dice siamo a 3 punti, non ci pensava nessuno, in questo momento ci sei e sarebbe folle non pensare di provarci. Sembra la solita storia della maglia sudata che ci piace assai, a codo, vabbè, questa è una delle pochissime banalità da cui non si riesce a uscire. Dobbiamo crederci a quella cosa lì, ma anche dobbiamo crederci per il piazzamento, che è dura, anche per il piazzamento champion. E qua è proprio automatico che lui dice crediamo allo scudetto, proprio come gli dicevo quella cosa, crediamo allo scudetto, così in Champions ci andiamo. La storia del Napoli è così, se tu credi, se tu lotti per lo scudetto ci vai in Champions, altrimenti scivoli. Bravo. Poi bisogna convivere con lo stress, con la pressione, ci convivono quelli che lottano per lo scudetto e quelli per la retrocessione. Ci aspettiamo la solita, non dobbiamo chiedere niente ai tifosi, se questa sarà la cosa che su Instagram del Napoli, i tifosi che aiuteranno l'atmosfera allo stadio. Milan vulnerabile in difesa, quindi potrebbe Neres, se è recuperato al 100%, approfittarne, bla bla bla. Mi facevano notare dal gruppo Telegram che sì, Milan vulnerabile in difesa è verissimo, ma hanno anche le armi in attacco. Vabbè, non c'era nemmeno forse bisogno di dirlo perché lo sappiamo. Quindi gli chiedono proprio già le idee chiare, cioè ci dice la formazione praticamente, però glielo chiedono, ha già le idee chiare. Cioè, se fa giocare Neres o no, fondamentalmente. E Conte dice sarebbe un problema se non avessi le idee chiare a 24 ore dalla partita. Però è un Milan forte, costruito per lo scudetto. Poi ci sono le annate che vanno un po' così. Poi a gennaio vanno anche sul mercato e comprano dei giocatori forti, dice, perché io li conosco. Insomma, un po' anche sembra che mi avrebbero fatto comodo, sembra quasi che dice così. Ma insomma, ci dice, ci sarà da soffrire, ve lo dico prima, ci sarà da soffrire, rispetto, ma mai paura, e quindi lo stadio ci aiuterà, le cose. Bella questa domanda, dice la sosta è anche un momento che si riparla di mercato, ma stiamo già lavorando, siamo già pronti per il prossimo mercato. E che diamine, Napoli-Milan, e che diamine, era meglio la domanda sulle finali. Conte con una santa pazienza dice no, noi dobbiamo pensiamo al mercato dell'anno, dobbiamo essere feroci sul presente. E poi ci descrive i 3 obiettivi. C'è l'obiettivo massimo, proprio quello là, la coppa, lo scudetto. Poi c'è l'obiettivo importantissimo, che è entrare in Europa dalla famosa porta principale. E poi ci sono gli altri obiettivi, il che significa che sei crollato tremendamente e te ne vai in Europa League, eccetera eccetera. Quindi gli chiedono se a questo punto Olivera è pronto, nonostante insomma i viaggi intercontinentali, e Conte dice sì, fortunatamente dalle nazionali ci arriva come buona notizia che Olivera ha giocato tutta la prima partita e poi ha fatto una 60ina di minuti, avevo visto per 56 minuti, però in Bolivia, l'altitudine, eccetera eccetera, quindi sta bene. L'importante, cioè, si è riposato un giorno, poi dopo ha fatto un paio di allenamenti, quindi questo è un ritorno positivo. Oliver lo mettiamo subito, adesso facciamo le formazioni tra i titolari. E poi gli chiedono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, insomma questo Napoli che dà i 2 volti un pochino. E Conte qua, se vi andate a riprendere il video di analisi, andatevelo a rivedere perché non erano monetizzati quei video, lo dovreste rivedervi tutti i video. Scusa. No, io dicevo, ecco perché Conte è comunque soddisfatto della partita col Venezia, tranne il finalissimo. E Conte dice l'ultimo periodo forse meritavamo di più, e io sono d'accordo, perché se vai poi a tirare le somme tra quello che hai fatto e quello che non hai fatto prima nel girone anche d'andata, dove alcune partite le hai svangate, dobbiamo ricordarcele bene, c'erano i margini di miglioramento, e il Napoli fondamentalmente ci ha fatto vedere dei miglioramenti a livello di approccio alla gara, di piano gara più dominante, però poi sono venuti a mancare i gol, sono venuti a mancare anche le occasioni da rete, e quindi un po' quello che hai guadagnato prima stai perdendo adesso, e si è equilibrato un po' tutto. Insomma, Conte si è rivisto in Venezia. È difficile, dice, mantenere per 95, ma un po' per tutti, mantenere per 95 minuti lo stesso atteggiamento, perché anche poi il risultato incide sulle menti dei calciatori. Se cambia il risultato o se resta bloccato e ti comincia a innervosire,
ti viene di cambiare un po'. E poi qua Conte non solo si guarda i video, ma si è proprio abbonato. Conte è nel gruppo Telegram, dice io gli dico sempre di trovare il primo gol e poi fare il secondo, cioè il partire forte, e poi da lì si gestisce la gara, eccetera eccetera. Quindi il Napoli non aspetta, il Napoli cerca sempre di partire forte per fare un gol, per provare a fare il secondo. Chiuderla è impossibile, però questa è la volontà. Poi c'è l'avversario. Tu prepari la partita, poi ti devi anche adeguare alla partita che verrà, perché può cambiare. Insomma, molto breve, 17 minuti, abbiamo avuto tutte le cose che dovevamo avere. Se ci spostiamo, dobbiamo rivedere un po' di cose. Già anche il fatto, vedrete, perché ho letto pure che Sky, amici bellini, sono molto attenti, che mi stanno mandando le cose. Altra gente sta parlando. L'ho vinta la battaglia, l'abbiamo vinta la battaglia, perché stanno parlando di difesa a 4 con Olivera già in maniera forse più naturale. Proprio per il nome, Olivera già significa più terzino, gioca pure centrale alle volte con l'Uruguay, quindi già lo immagini un po' più basso, quindi già il fatto che sia Olivera e non Spinazzola lo immagini un po' più a 4. Lobotka, Gilmour, a questo punto io ho pochi dubbi, perché Anghissà non è disponibile, e qua dobbiamo risolvere la situazione, perché Raspadori, Lukaku abbiamo visto, c'è arrivano in grande forma anche dalle nazionali. Bisognerebbe chiedere se ha funzionato, questo andava chiesto, ma figurati se si prendono la briga di farsi prendere in giro. Se ha funzionato nell'idea di Conte il McTominay un po' più largo e il Raspadori che però, ascoltando anche Ferré, dietro Lukaku lo scherma un pochino, perde un pochino questa linea di passaggio, ci si può ragionare. Si potrebbe tornare a una situazione, ci ho scordato numeri e Neres, tanto che non gioca, si potrebbe tornare a una situazione del genere, proprio bella chiara. Politano, io non credo che insomma che lasci il campo. Lukaku, Neres che può giocare qua, e Gilmour che lo ha fatto in alcune partite, deve tornare a fare l'Anghissà, cioè la mezzala, non deve essere a doppio play, deve tornare a fare la mezzala che va anche ad attaccare Ciao, per esempio Gabbia, e nelle situazioni con gli avversari dovete vedervi il video di ieri, perché l'abbiamo fatto, non cambia niente col cambio dei nomi, non cambia niente. Quindi dubbio Neres Raspadori, il che cambia il modulo, perché cambiano le caratteristiche tantissimo, anche se Neres potrebbe fare il lavoro di Raspadori intorno a Lukaku. Raspadori però non può fare il lavoro di Neres, che ti permette di fare sia questo qui quando viene isolato, e sarebbe isolarlo contro Walker, che è un grande terzino, che però ha la sua età e potrebbe essere vulnerabile se lo attacchi uno contro uno. Ma Neres può anche stare qua, poi ti vuoi divertire, ma non credo che... Lo vedremo. Con Di Lorenzo qua, con Politano poi a tutta fascia, si può fare anche così, sia con Neres che con Raspadori là, ma secondo me metti ancora più in difficoltà Di Lorenzo e Politano con Teo e Leao mezzi, secondo me non è il caso. Dai, lasciate i like, lasciate tantissimi like bene auguranti, che con Sessa ha detto conosciamo a memoria il Napoli, li metteremo in difficoltà senza dubbio. E per quelli che hanno visto tutto il video c'è un regalino, perché Umberto, il nostro grafico di riferimento, visto che lo stanno facendo tutti, che facciamo il trend, non lo seguiamo anche noi, e quindi una commissione tra realtà e immaginazione prima o poi succederà, e ve lo faccio vedere così, l'incontro che prima o poi dovrà succedere, non è che è solo questione di tempo, padre tempo. Da New York, Valero Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, faccio i rumori.